Gentili telespettatori, un cordiale ben trovati vi giunge dall'avvocato Andrea Di Pre. Questo è il Di Pre per il sociale ed ho il grande piacere, ma la grande commozione anche, grazie regia, la grande commozione di ritrovare due titani assoluti dell'intrattenimento e che entusiasmano le folle. Abbiamo DJ Axe. È meglio di DJ Axe, è meglio. Abbiamo Alex X, ho fatto apposta, è meglio di DJ Axe, sei meglio. Alex X, mi hai trovato, vieni pure. Ciao, ascolta Alex X, ma Sabri, l'hai più rivista? No, ma è sempre la solita Troia. È sempre la solita, è sempre... La solita Troia. È sempre Troia, cioè questo è il, ecco, lo capite, poi ci farà alcuni dei suoi momenti nuovi e abbiamo anche qui con noi, attenzione, rimani qui Alex X, abbiamo qui con noi anche qui abbiamo più Iron Rizzo, vieni Iron, ciao Iron Rizzo. Buongiorno. Anche Iron Rizzo è al centro di uno scandalo perché lo hanno accusato di aver cambiato squadra, giusto? Dalla Sì, Juventus all'Inter. ma la mia ex mi ha fatto le corna, maledetta stronza puttana Troia. Ecco, ma c'è la tua ex, non squadra, la tua ex. Sì. Ecco, ecco, però come squadra di calcio sei sempre tifoso Della Juve, sì, Maia di Del Piero sempre e comunque. E allora tenetevi pronti perché avete già capito che ne vedremo delle situazioni veramente al limite. E allora direi subito, Iron Rizzo, allora tu sei juventino, giusto? Sì. Puoi mettere la di Del Piero intanto? Quella di Cristiano Ronaldo va bene lo stesso. Bene lo stesso, giusto? No, quella di Del Piero non la trovo più. No, va bene Ronaldo anche, va bene Ronaldo. Va bene Ronaldo, benissimo, mettiamola pure intanto, mettiamola pure. Ma fa Ce l'hai? freddo. Inquadriamo mentre si mette la maglia. Rendo conto che fa molto freddo. Io non ho freddo perché ovviamente capite, non ho freddo, ecco, ma capisco, sono un po' la Maradona, ecco. Allora Rizzo, volevo vederti che ti metti la maglia di Cristiano Ronaldo. Mi improvvisi una tua trap? No, è Forza, impossibile. carico. Sono stato cacciato, sono negato, non ho voluto, sono tornato. Beh, mimetico, laconico e la Sabri comunque sempre. Non so, quello non so mai come non sono riuscito. Cioè, dopo anni pensate ancora la Sabri è rimasta una disonesta, diciamo, ecco, giusto? Sono stato a Troia, quindi Eccola. Ma sai, sono stato a Troia. Ah, grandissimo! È impossibile. No, io rido, ma non perché capisco anche magari la tristezza che c'è, perché comunque ti è rimasta impressa. Però se lei era una Troia, è rimasta una Troia, insomma, ecco. Come il pelo non l'ho visto, cioè, è una cosa inmutabile. Quindi la Sabri per te cosa rimane? Troia. Perché questo? Perché? Perché ho dato con un altro, quando era con me, quindi io da Troia. Ah, in realtà con un altro, esatto. Ma quante volte ti ha tradito? Ma che l'ho scoperta io una, però perché se è solo una potresti anche perdonarla, eh? Sì, però io una volta, ma non è la prima volta che così. Ah, non è la prima volta, beh, allora ecco. Che cazzo è la prima volta? Ma è recidiva? È recidiva, stupendo questo linguaggio giuridico. Perché? È recidiva. Perché ha dei conni con me, con un mio amico che era il suo ex, quindi ha dei conni con lui, con me, e ha dei conni con me con un altro. Madonna, quindi va con tutti praticamente, ma probabilmente ha una patologia che si chiama appunto linfoma, bravissimo, no, è Troia, è espertissimo. No. E allora via con il tuo rap di prima, me lo puoi ripetere? Troia. La frase che ormai... ma è anche il tuo rap che mi hai fatto prima? No, ho fatto un piccolo... freestyle, me lo puoi fare di nuovo? Me ne fanno stato cacciato, da Portogallo negato,
cancellato, perché sono qui tornato a non prendere il mare, di solito di sempre tornare a non prendere il mare italiano. Capite? Avete capito? La rabbia ancora che incandescente come un vulcano. E allora, e allora direi, direi subito anche un tuo dai, facciamo, perché tu quando sei sul palco che attiri le folle hai il tuo modo di muoverti, giusto? Un po' come alla Maduro. Come l'allenatore, come Mourinho, Ho preso fiato da lei, perché non potessi fortunare. Vai, fallo in diretta così. Grande Alex X, dai. Qualche mossa di wrestling, le tue mosse speciali. Sì, puoi farla ad Iron. Posso prendere Iron e allora, intanto chiamiamo subito Iron Rizzo qui con noi. Vieni Iron, che adesso indosserà, qui vedi qui alla mia sinistra, che indosserà la maglia di Cristiano Ronaldo, pensate. Ecco, mettila pure integrale. No, ma ci sta, guarda, ci sta. Bella questa maglia. Cioè, oddio, meglio la Fiorentina, o no? Però, vabbè, lasciamo che grande. Ecco. Incredibile, ci sta. Sì, ci sta, Ci sta. Ronaldo, un po' ingrassato. Ecco qua il nostro Ronaldo. Io sono tutti. Ecco, ecco, se vuoi girarti anche così mostri la scritta Ronaldo il 7 di Ronaldo, il 7 di Ronaldo, è vero, il numero 7, grandissimo. Allora, innanzitutto, venite più vicini a me ragazzi, voi fate cose diverse, ecco, fate cose diverse, però vuoi su Iron Rizzo provare una mossa di wrestling? No, sicuro? No. No, ma solo mi marla. Ok. Non Via. ti faccio male. Madonna, comunque ragazzi, avete visto la conoscenza? Mi offrirei come cavia nel caso. Sì, come cavia. Ecco, allora abbiamo un volontario. Ecco. Pure pesante. Okay. Dai, vai pesante qui. Ecco, vediamo come si chiama questa mossa. Rimani qua con noi, vicino a noi, che sei il Ronaldo della stazione. Un braccio teso, niente di che. Braccio teso, ok. Vai più pesante. Dai, non ti faccio male. No, vai pesante. Ecco. Altre mosse che conosci? Altre mosse che conosci? Altre mosse che conosci? Di legittima difesa, quali conosci? Cioè, faccio una... Devo il chop su... Vai, un crop chop. No, il chop. Schiaffoni salgo. Ah, un schiaffone? Vai. Non ti faccio male. Vai. Guarda qua, dimmi. No, non si vede, Vai pure, suppone che lui sia un tuo un rapinatore. Avete visto? È incredibile. Allora, Alex X è come vuole è sulla via di Simba Larue, capito? Quindi è selvaggio. facile. Ha preso gusto adesso, attenzione. Non ti faccio male. Cosa devo fare? Niente. Vai. Madonna, testata! Ma tu Alex X, vieni dalla strada comunque, giusto? Un po'. Sì. Ma diciamo che sono delle wrestling, ma quelli temi del Kogan, quindi... Ok, ma ascolta, ma se spacci o no? No? Bianco, verde, no? Niente? Io con questo ho prima, il solito tempo. Avete visto? Lui non spaccia e non assume sostanze, vero? No. No, non sono sostanze. È raro trovare un trapper che non lo faccia. A parte... Non sono l'omega 3. A parte? Omega 3. Omega 3, la medicina, omega 3. Ah, la medicina che si chiama? Omega 3. Omega 3, l'omega 3. Esatto, quella, ecco. Per il cuore. E allora, Iron Rizzo, vieni qui con noi, rimani qui Alex X, Iron Rizzo. E allora, a me hanno detto che Iron Rizzo è passato dalla Juventus all'Inter. Perché l'hanno detto? No, all'Inter mai.
Ma se avevi la maglia dell'Inter. Avevi la maglia dell'Inter Era addosso. uno scherzo come mio fratello, cazzo. Sì, ha fatto uno scherzo. E allora facciamo così, vediamo se usiamo questa usiamo esatto, allora palla al centro. Allora Iron, io sono De Gea della Fiorentina, ok? Potete della Fiorentina. Dai. Come Fiorentina? Allora dai, vediamo se mi fa gol, dai. Dai. Vediamo. Io. Esatto, Byron Rizzo, Juventus contro Fiorentina. E uno. Ecco, scusate. Beh, Alex, tirane uno anche te, vediamo, tirane uno anche tu. Pallone, dopo lo mostriamo bene. Alex, tirane uno anche tu. Però, no, allora, no, un momento, lo ripetiamo, perfetto. Ragazzi, mostriamo in telecamera, io non l'ho mai visto prima, pallone del McDonald's, pensate, del McDonald's, altro rigore, McDonald's puro, altro rigore a testa per entrambi. Ma più vicino. Più vicino. Iron, vieni un attimo. Iron Rizzo, vediamo. Ma scarsea, attenzione. Ma come? Non ho fatto sbagliare da là. No, puoi ripetere. Pensa che te mandi l'avvocato in orbita. Hai sbagliato perché? Perché non ha le scarpe con i tacchetti, vorrei sottolinearlo. Niente, c'ho dura centrale a porta. Pochissimo. No, allora vogliamo gol possesso subito, rifatta dopo diversi anni. La canzone? Sì. No, siamo davanti al TV mondiale, siamo. Dai. Go al possesso, go all'ingresso, go al possesso. Poi il fondo suoi, il fondo giù, sai vittoria. Il suo fondo giù, sai vittoria. Ok, vabbè. Tanto su andare giù, go al possesso, go all'ingresso, go al possesso. Stop al cesso. Non ricordo un cazzo. questa E volevo sapere chi era questo costantino. Quindi uomini e donne. Avevo immaginato giusto allora. Ecco, avete visto esatto questa e vediamo anche l'ultimo tuo successo. Mai. Sulle mani. Sto dictando di noi. La faccia. Mai. No, ma questa è una nuova trap, Qui Tupac è dietro l'angolo. Mentre recupero il microfono al volo. Passo il microfono a Iron. Allora, Iron, ti ha freddo? No, ti ha giubbotto di tutto. Allora, Iron Rizzo. Allora, la squadra non è cambiata, giusto? No. Sempre Juve, bianco-nero. Sì, Maia di Del Piero sempre e comunque. Ma Del Piero sempre comunque, a quella di Ronaldo, ma sempre Del Piero. E cosa pensi dell'Inter? Non sei interista quindi? Che fa cagare. E il Milan? E comunque che avevamo battuto l'Inter 4 pere all'Inter, la Juve 4 pere, ti ricordi? E 3 pere dal Napoli e una pera dal Milan. L'Inter è una merda. Ti sei milanista o interista? Vieni, Ora l'Inter fa schifo.
Il PSG, col PSG. Ah, col PSG, col Paris Saint-Germain. Però è anche vero che la Juve ha rubato moltissimo. No, è il Milan Galliani, quel porco de Galliani che si ricorda qualcheduni, quel porco de Galliani. Mi sembra che la Juve sia stata 4 scudetti, se ne sia avuto qualche centinaio di punti di penalizzazione. Calciopoli, si ricorda qualcosa? Rispondiamo. Tanto c'era Facchetti prima e Galliani, ricordi te Facchetti e Galliani? Domandina semplice. Rispondi. Allora, nel caso la Juve, domandina facile, è stata penalizzata nel tuo campionato? Sì o no? Sì o no? No, perché il Milan ha rubato. Plusvalenza, avete Le plusvalenze erano lì. No, Sì. è il Milan che ha fatte. Una cronaca, voi avete nel trattato i punti che hanno dato e hanno messo giù parecchi punti, hanno tolto. Anche il Milan si sta retrocesso in Serie B, ricordo. Ora che l'Inter non si è mai stata retrocessa in Serie B. Comunque hanno tolto i punti della Juve perché ha fatto non avevano delle plusvalenze di molti giocatori e gli hanno tolto punti. E il campionato scorso, anche non era più basso, ha vinto un trofeo, la Juve, però non ha vinto un cazzo. E una cosa, impazzisco, 30 scudetti e avete vinto solo 200. Come mai in 30 edizioni avete solo 200? Cioè, come la Juventus ha vinto tutti questi scudetti ma solo 2 Champions League? E il Milan che ruba Galliani c'è un porco. Avete visto perché? Noi avete solo 7 Champions. Anche Meani era Ho chiesto perché la Juve ha solo 2 Champions. Meani Galliani. Una domanda. Ma rispondi a questa domanda. Voglio vedere perché voi con 30 scudetti, cioè 30 posizioni alla Champions, ne avete solo 2. Il Milan ne ha meno 15, ne ha vinti 7 Champions pagate. È una cosa. Voi rubate in Italia. Sì, anche il Milan. Avete i blocchi. Anche il Milan ruba Meani Galliani. Scusa, la solita mirata. Voi con Allegri, Conte, l'avete rubato. Chiedi, Comunque Capello dice che non abbiamo rubato Capello e scudetti. Sì, che se ne libero Spagna, io puoi dire, ovviamente non hanno rubato. Cioè, Dai, che non capito, dai. Intanto andiamo avanti una vita. E allora, se non vuol capirlo. Pirlo. E allora, comunque Iron Rizzo, la tua fede è bianconera, quindi possiamo dirlo al pubblico, sei sempre un Juventino, giusto? Sì. Ecco, qual è il tuo È il Milan che ruba Meani Galliani e Facchetti Provera. 4 campionati. È il Milan che ruba tutte partite. Allora, come che godito a Pigni il Divo, ti te ricordi? Ecco, Pigni il Divo ti manca, Iron Rizzo? No, per niente. Pigni il Divo non ti manca. Ma io non esisto. È vero, lo ritroveremo, spero presto. Allora, comunque, così come ci manca anche il Cobra che oggi mi risulta essere in ospedale, c'è la macchina della polizia. C'è la macchina della polizia fuori casa sua, mi dicono perché aveva capito che l'appuntamento era alle 8 di sera invece alle 8 di mattina. Però ci sta, insomma. Robe che succedono. Di un vero rocker esatto, ecco, e quindi di vero rocker veneto, e quindi ha fatto un poco anche lui, ha abbassato l'appuntamento. Allora, una canzone a
Ah, avete capito? Avete capito? No. No, non abbiamo sentito. No, c'è una protesta sindacale quasi. No, I don't dance. Ti dice I don't dance, ecco. Quindi non balla, I don't dance. La canzone I don't dance. È bellissima. I don't dance. Allora, Iron Lizzo, vedi qui pure. Iron Lizzo. Un passo dai piedi di Michael Jackson. Dai, Iron, fai tu un ballo, dai con me, dai. Oh, stupendo! Stupendo, sembra thriller veramente. E poi La break. Sì, ma se ce la fai, Luca, se ce la fai, no, stupendo! Ragazzi, la break dance, allora no, ma non posso farcela come cioè, come fai la walk di ecco, no, ma è impossibile ripetere. No, è bravissimo, veramente, è bravissimo. Iron Lizzo è stupendo. Avete visto la compostezza che ha nel fare. E allora, dal no dance, vieni pure qui Alex Six, dal no dance, la presenza che abbiamo fatto? catafratta e sibaritica di Alex Six ad Iron Lizzo, Ballato. e Fate la break dance. ora, un ultimo messaggio che vuoi dare al mondo. Beh, amore! E allora, invece qua il messaggio che vuoi darci Alex X? Sta vittoria forever. Vittoria forever, 15-2, vai tranquillo. E Forco? No, la bestia. La bestia. La bestia ci vuole. Sono in buono no? Se le banano, Grandissimo, dite qui, Al massimo ragazzi. Carlo Kebab da ubriaco. Complimenti può ancora tirare qualche- ai nostri due grandi Monarchi. monarchi assoluti dell'arte, dello sport, del ballo, avete visto? E termina qui questa prima parte di per il sociale. Grazie a Lorenzo, grazie a Alex X, e ricordo che siamo sponsorizzati dalla macelleria Fratelli Nicoletti e da Puro latte. Puro Latte mozzarelle. Ciao, grazie.